Allora eccoci qua, siamo rientrati in studio, allora Gioventù Politica, adesso sentiamo la voce allora, dei comitati. Iniziamo con Giuseppe Ruvolato dell'Associazione per la salvaguardia idraulica del territorio padovano e veneziano. È un'associazione, non so più che un comitato, perché oggi i comitati puzzano, sanno di qualcosa che va contro, invece noi siamo per, anche i comitati sono per fare, per proporre. Ecco, però a questo punto io ritengo opportuno fare una precisazione dopo quanto si è detto, perché qui si è confuso l'allagamento dovuto alle cause interne dei consorzi di bonifica con l'allagamento dovuto alle rotture degli argini principali, dei canali principali, con la campagna elettorale, con le scelte urbanistiche. Allora bisogna precisare che il rischio idraulico deriva da cause interne al territorio, ovvero da problemi del consorzio di bonifica che non riesce a smaltire le acque che cadono sul territorio, per ragioni varie, perché ne viene tanto, perché i mezzi sono inadeguati o perché le idrovore non sono sufficienti a portare via quella portata. Però questi qui causano pozzanghere, piccoli allagamenti temporanei, ecco, diciamo, come se l'assessore, il presidente Marcato mi consente, per usare un termine dialettale, sono pisciati di cane, diciamo, in parole povere. Cioè, precisamente. Sì, perché anche Mestre è andata sotto, sì, per un allagamento. Certo, fa danni, vanno sotto. Però non è impetuosa, non è violenta, cioè uno fa in tempo a scappare, non ci sono i morti, non c'è, mentre quando rompe un argine ti butta fuori 14 milioni di metri cubi in 2 giorni, 200 metri cubi al secondo. Lì non fai neanche a tempo a scappare, mentre l'alluvione interna, quella che è la causa interna è dovuta a carenze o del consorzio di bonifica, è un'altra cosa. Quella che ci preoccupa è quella che ha cause esterne, cioè acqua che deriva dalle rotture degli argini dei canali. Questo è il problema. A volte però le cose possono essere anche concomitanti, perché a volte i consorzi di bonifica vanno in crisi, non possono smaltire l'acqua che ricade nel loro territorio, nel loro comprensorio, nei loro bacini. Perché? Perché il contenitore sul cui devono scolare, riversare, scaricare, trasversare le proprie acque sono pieni, per cui i consorzi hanno un disciplinare che li autorizza a scaricare nei canali, il quale dice, hanno una concessione che a un certo punto dice quando il canale è una certa quota tu l'acqua te la tieni ferma, certo, e la gente va sotto, come è successo a Battaglia. A Battaglia, ecco. Certo. Quindi le cose devono andare gestite insieme, però quello che a noi preoccupa è, come diceva Marco Macis prima, è che l'acqua che arriva da monte non ci sta nei canali. Quindi, egregi signori, due sono le cose: o l'argine, il canale rompe da solo, o lo rompono, di solito si rompe di notte o lo rompono di notte, non si sa mai perché, almeno avvisassero prima che la gente scappasse, e questo è quello che ci preoccupa. Allora, stanti le cose, la considerazione da fare è questa. Ora sappiamo che queste piene si verificano perché il clima è cambiato, la piovosità è aumentata, arrivano le bombe d'acqua, perché hanno disboscato in montagna, hanno urbanizzato in modo selvaggio, hanno ridotto l'invaso anche nelle campagne, eccetera, riducendo cioè eliminando la fossatura privata, eccetera. Per cui l'acqua che arriva in maggior quantità e in minor tempo da monte provoca quello che abbiamo visto. Senta Ruvolato, quello che si sta facendo adesso, ma ecco, volevo dire che quelle piene, come diceva il professor Casa, che una volta avevano un tempo di ritorno di 40 anni, di 30 anni, eccetera, adesso hanno un tempo di ritorno anche di un mese, ed è quello che ci preoccupa. Allora noi diciamo, se l'acqua, il problema è questo, molti dicono rinforziamo gli argini, facciamo questo, facciamo st'altro, no, non possono fare neanche di cemento armato, d'acciaio gli argini, il problema è che l'acqua non ci sta, per cui se i bacini di laminazione che sono in programma? Prego? I bacini di laminazione? I bacini di laminazione tengono botta per 2 o 3 ore, dopo non servono più, perché se noi facciamo i conti della serva, nel 2010 a Roncaiete sono fuoriusciti 14 milioni di metri cubi. Dopo che aveva esondato a Selvazzano, a Veggiano, dopo che aveva rotto a Vicenza, dove erano fuoriusciti 11 milioni di metri cubi, dopo anche erano fuoriusciti anche dagli affluenti del Bacchiglione, quindi ci vorrebbero
più di 30 milioni di metri cubi di invasi, quando me li faranno e quando me li faranno e se li faranno. Certo, ora, un problema la anche cosa la più breve tempistica, sarebbe fare l'idrovia, si farebbe prima a fare questa qui sarebbe una maggior sicurezza per il territorio, perché è questo che ci preoccupa noi, perché dobbiamo tenere presente in corrispondenza di Padova c'è come questa strozzatura collo di bottiglia che riduce la portata, essendoci collegando la rete idraulica col Brenta, fa da scolmatore del Brenta e del Bacchiglione, e allora possono pompare quando le quote dei canali sono più basse, perché portare fuori 400-500 metri cubi al secondo vuol dire tenere l'acqua qualche metro o 2 metri più bassa. Anche i consorzi possono pompare e quindi non vanno sotto, non si allagano, come è successo a Battaglia, come è successo nelle Stense e nella zona di Montagnana. Marcato, lei, anzi tu, giusto ieri sei andato a fare un sopralluogo sul Colli Euganei per una frana e anche tu hai detto bisogna fare in fretta. Perché effettivamente il rischio è rimasto invariato, quello di qualche mese fa. Sì, assolutamente. Allora noi abbiamo il territorio padovano, come gran parte del territorio veneto, è molto fragile ed è peggiorato molto negli ultimi anni. Per cui servono interventi davvero importanti, senza nulla togliere alle considerazioni che sono state fatte fino ad ora, ma non pensiamo di risolvere il problema idraulico del Veneto o in particolare della provincia di Padova pulendo i fossi o con qualche accorgimento. Tutte cose che vanno benissimo, ma qui serve un'azione muscolare che richiede una visione complessiva del territorio veneto e un'iniezione di denaro che sappiamo tutti, insomma, va da 1,5 miliardi a 2 miliardi di euro. Questa è la cifra che servirebbe oggi per mettere in sicurezza il territorio di Padova. Soldi che non ci sono, perché noi siamo costretti a mandarli a Roma per poi pagare l'inefficienza di altre regioni con questo atto di solidarietà costretta. Questo è il quadro finanziario con cui noi dobbiamo fare i conti. Perché altrimenti il rischio è che si pensi che siano le nutrie a causare i danni, no? Perché si sentono anche queste, poi anche loro aiutano sicuramente, ma insomma nel 60 le nutrie non sapevano nemmeno cosa fossero e gli argini sono rotti comunque, quindi non è quello il problema. Io sono andato ieri a Rovolon perché là credo che l'abbiate vista tutti, la strada provinciale si è praticamente liquefatta. Lì c'è una frana del Monte Grande che scende a valle e si trascina con sé la strada. E questo è un altro effetto, chiaramente, questo è un altro effetto, perché poi ci sono le alluvioni, ma vuol dire l'acqua precipitando in maniera così copiosa provoca anche queste situazioni davvero devastanti per il territorio. E anche lì, allora, intanto un mese a discutere di sono le competenze, no? Perché sulla strada provinciale la competenza è mia, sulla frana che insiste vicinissimo alla strada la competenza è mia, sul monte è del Parco Colli, che però non ha i soldi, quindi dovrebbe essere della Regione, che ha fatto ricorso, il TAR ha dato una sentenza che non è chiarissima, ma in buona sostanza dice poi che sul monte è della Regione e del Parco. Io ho fatto 2 incontri in fretta perché lì ci sono case e aziende che devono lavorare e che con la strada chiusa non lavorano. No. Ecco. Quindi in quel caso lì, anche lì c'è urgenza. C'è urgenza, abbiamo fatto 2 incontri, ci eravamo presi degli impegni, ho fatto un protocollo intesa, l'ho spedito a tutti gli enti interessati, risposte zero. Per cui io dovrò comunque mettere adesso la strada, dovrò metterla in condizione di poter essere transitata con 150.000 euro buttati via, perché ovviamente verrà fatta una cosa provvisoria, nell'attesa che arrivino altri due giorni di pioggia e mi distrugga la strada. Certo. Ti fermo un momento. Volevo solo però precisare una cosa, perché stiamo parlando di Padova e stiamo parlando del Bacchiglione, per carità tutto interessante, non dimentichiamoci l'Alta Padovana e con l'uso dei sassi ha lo stesso identico problema, certo. E abbiamo avuto problemi di alluvione anche là, certo. Cioè, è tutto il territorio padovano che è molto fragile. Certo. Sì, ma stiamo confondendo solo una piccola provocazione, lo dico soprattutto ai giovani che come dire, si affacciano alla politica e alla campagna elettorale e alle amministrative. Dovremmo imparare tutti poi a gestire il no, perché il problema vero è quello. Perché tutti quanti oggi a dire che il nostro territorio è crivellato di case, di aziende, di fabbriche,
siamo tutti capaci a dirlo, poi quando ti arriva il sindaco, ti arriva il cittadino che ha bisogno di fare l'ampliamento della casa per il figlio, si mette piano, poi alla fine, dopodiché vorrei dire anche, la vogliamo smettere una volta per tutte di fare i garage interrati, le taverne interrate, perché in questo territorio non è possibile. È un suicidio fare un garage interrato. Non si possono e non si devono fare. Non si possono e non si devono fare. Non possiamo perché dare è troppo colpa, fragile. non possiamo dare colpa alle vittime. Perché No, fanno il garage, sto dicendo ai sindaci che devono essere loro a gestire i no, perché quante volte abbiamo visto le zone artigianali fatte così, bisogna avere una visione complessiva del territorio. Ma anche le zanzare fanno danni, non è questo il senso. Se c'è l'autorità che mette a posto le cose fondamentali, si fa anche il garage sotterraneo. No, è sbagliato, no, questo è sbagliatissimo. Questo è un territorio fragilissimo, non si possono più fare. Non facciamo più i garage sotterranei. Non bisogna. Benissimo, ti do ragione, adesso però ti taci così finisco. Non bisogna fare i garage sotterranei, avete capito? Perché se no non capisce, non ci arriva mica. Bisogna fare i fiumi che portino la quantità di acqua non attuale, quello che succederà tra qualche anno perché il clima sta cambiando. Vi dico che se in questo momento dovesse venire una pioggia come è venuta a suo tempo e cambiasse il clima in alta montagna, quello che è successo nel 2010 è niente a confronto, perché in montagna in questo momento abbiamo 1 metro di neve, 1,5 metri di neve e sta ferma là, finché la temperatura sta bassa. Se abbiamo la coincidenza non abbiamo i fiumi che reggono, per cui signori fate il garage sotterraneo, lo fate a livello del terreno, l'acqua 1,80 metri arriva lo stesso tesoro. Io ho fatto un altro discorso, lei non l'ha capito allora? Io ho capito perfettamente. Ho fatto un altro discorso io. No, invece il discorso... Ho detto che saranno 2 miliardi da mettere in sicurezza del territorio, non c'entra niente il garage. Ho detto poi che bisogna anche evitare di fare degli autogol. Facciamo il garage a primo piano, va bene, siamo contenti, andiamo avanti. Allora, il problema dei colli Euganei... Sì, no, il problema dei colli Euganei è un altro... Scusate, il problema dei colli Euganei è un altro. Abbiamo un ente parco dei colli Euganei che non fa nulla, costa 3 milioni all'anno e non fa letteralmente nulla. Hanno desertificato i colli perché una volta i colli erano la riserva dei castagni, siccome è venuta una bestiolina, li hanno tagliati, hanno messo le vigne e adesso si lagnano perché slavina il terreno. Allora i colli Euganei sono fatti, hanno una costruzione geologica particolare. Sotto c'è roccia vulcanica e sopra c'è un strato più o meno alto di terreno. Se non ci sono gli alberi che trattengono il terreno, quando viene molta pioggia, succede come è successo nel Vajont, slavina il terreno e succede quello che sta succedendo. Allora questo ente parco colli che costa 3 milioni, che dice non devi mettere la cassetta della immondizia fuori dalla porta perché se no fa brutto, difende i cinghiali piuttosto che altre cose, dovrebbe avere competenza sul territorio per stabilire cosa piantare sui colli Euganei per evitare quello che giustamente il signore ha detto, sono andato perché sta smottando tutto, perché ci sono delle sabbie mobili, ma questo è normale. I contadini nel 1200 hanno cominciato a piantare gli alberi perché la terra scappava via dalla roccia. C'è solo questo da fare, ma non possiamo avere delle mezze maniche all'ente parco Colli Euganei che l'unica cosa che sa fare il rovescio di quello che si dovrebbe fare e se la prende con le antenne televisive e sono 30 anni che non riusciamo a mettere a posto gli impianti televisivi e siamo messi in condizioni assurde e stanno facendo delle operazioni di speculazione contro le emittenti radiofoniche e televisive e invece i Colli Euganei smottano, difendono i maialini, difendono non so che cosa, ma sta di fatto che con 3 milioni all'anno di stipendi e di costi si potrebbe fare molto di più. Certo.
Grazie. Dovremmo avere una telespettatrice in linea, se la regia ce la può passare. Buonasera, come si chiama? Sì, grazie. Buonasera, da dove chiama, signora? Io chiamo dal Veneto orientale. E il suo nome? Siccome il problema delle alluvioni ce le abbiamo anche qui da sempre, io sono andata sott'acqua 2 volte, nel 1966 e nel 1910, e sappiamo benissimo che tutto il territorio veneto è a rischio alluvioni, e dove non ci sono le alluvioni c'è il rischio di frana o quant'altro per la collina e la montagna. Sentivo una signora che parlava, ed è una cosa impressionante, perché succede anche qui da noi nella Venezia orientale, che i capannoni vuoti ora si riempiono di rifiuti industriali, e quando viene l'alluvione lascio pensare a voi cosa può succedere, visto che ci sono dentro oli esausti e quant'altro. Addirittura abbiamo degli stranieri che occupano questi capannoni e ci mettono dentro di tutto. Mi chiedo e mi domando, siccome abbiamo sindaci, siccome noi veneti siamo talmente mona che andiamo sott'acqua a norma di legge, perché in Veneto c'è pochissimo abusivismo edilizio, mi chiedo, sindaci, consiglieri, politici veneti, invece di blaterare tanto, dateci un taglio col catrame e cemento inutile, cominciamo a demolire i capannoni vuoti, perché dentro stanno ammassando di tutto e di più, e il territorio veneto è uno solo. Guardate che non ci vogliono mica in Marocco, non ci vogliono neanche in Friuli, Venezia e Giulia, in Lombardia. Mi chiedevo semplicemente quanto dobbiamo ancora aspettare. Poi vedevo l'altro giorno, parlate di Colli Euganei, avete 2 centri termali che sono erano un gioiello. Ha fatto vedere un documentario dove a Montegrotto Terme ci sono degli alberghi che 30 anni fa erano un gioiello e adesso sono in rovina. Perché non si fa qualcosa? Vi ho dato molta roba da mettere al fuoco, se volete rispondere. Grazie. Grazie a lei signora, grazie del suo intervento. Io gli darei un attimo la parola alla signora Susi Bodon, vero? La signora le ha dato il là, perché sì, voleva fare una precisazione, un'aggiunta a quello che aveva detto io prima. Volevo dire anche un'altra cosa comunque che non mi è chiaro, quando noi siamo stati alluvionati. Poi sono venuti i consorzi di bonifica in comune e hanno cercato di spiegarci perché succedono queste cose o cosa potevano fare in quel momento lì. A me però sinceramente non è chiara una cosa. Hanno detto, e mi scuso se ho capito male, però hanno detto i signori che erano lì che praticamente hanno chiuso 6 idrovore a Padova. Allora, chiudono 6 idrovore a Padova, il canale che viene giù da Padova e che passa a Battaglia, che arriva all'Arco di Mezzo praticamente, cosa succede? Era vuoto. Allora mi devono dare una spiegazione perché il canale è vuoto, perché mi butti sotto acqua di 1 metro in casa e poi alla fine il canale sopra è vuoto. Poi, riallacciandomi al discorso della signora, io avrei anche un'altra cosa da dire. Devono fare bene attenzione, perché su quella famosa fabbrica di cui parlavo prima, allora ci sono rifiuti che contengono piombo, mercurio, idrocarburi, cadmio, cromo, nickel, rame, vanadio, arsenico, antimonio, cobalto e alluminio. Questi sono rifiuti che sono pericolosissimi per la nostra salute, e quindi un'attenzione in più per quella zona, perché logicamente, certo, ripeto, se il canale intervento non è urgente, è urgentissimo. È la CEC, signora. È la CEC, sì. Poi volevo chiedere anche un'altra cosa, già che siamo in argomento, magari c'entrerà anche poco, però vorrei chiedere anche un'altra cosa. Allora, noi abbiamo avuto spese molto sostenute anche per corrente, Enel, gas, tutto quello che ci va dietro, perché adesso addirittura è arrivata quella dell'acqua con un conguaglio più un anticipo. Io stamattina ho telefonato, ho detto: ditemi, ma scusate, mi avete fatto pagare anche quella che è uscita dal canale? Perché me la dovete dare una spiegazione, anticipo. Voi non avete avuto nessun tipo di agevolazione? Noi fino adesso non abbiamo avuto niente, non ci siamo neanche aiutati di niente, cioè certo, stiamo facendo tutto a spese
nostre, e questo trovo che non è civile per un paese. Certo, certo. E adesso volevo sentire anche l'opinione di... L'urgenza ci vuole, l'urgenza. L'urgenza, Voglio certo. fare una precisazione sulla CNC, veloce, come sì. faceva la signora, perché è una cosa davvero stranissima questa. Questo è un capannone, un'azienda che in teoria avrebbe dovuto smaltire rifiuti. Cosa ha fatto? Ha accatastato rifiuti pericolosi dentro questo capannone. A un certo punto noi ci accorgiamo che qualcosa non funziona e blocchiamo l'attività. Dopodiché con un po' di lentezza è arrivata anche la procura che ha fatto tutte le indagini e ha messo in galera il titolare della CNC. È una nota di colore. Questo signore ha fatto una settimana, penso, di galera, ci ha lasciato questa azienda che lo smaltimento di tutti i rifiuti ha un costo che va dai 12 ai 15 milioni di euro per smaltire via i rifiuti, e lui ha aperto un laboratorio, credo a Mestre, dove cura i tumori attraverso gli angeli. Ok? Questo signore fa questo adesso. Tranquillo, pacifico, ti te va là, ha un tumore, lui parla con gli angeli e ti cura il tumore. Ma lo fa, emette fattura. Sì, è vero perché è stato smascherato. No, è vero, Per carità. Dai. Sì, Posso, ritorniamo all'argomento della puntata. Sì, volevo puntualizzare il fatto che diceva il signore prima, che quello del 2010 è niente, e non voglio preoccupare la mia concittadina padovana, preoccupare ulteriormente, però è quello che può succedere, perché se arriva un'altra alluvione come il 1966 con 40 milioni di metri cubi e che insieme parallelamente abbiamo anche l'Astico che ci porta altri 40 milioni di metri cubi, che nel 66 ha rotto a Bolzano Vicentino e confluisce col Brenta a Brachiglione, cosa ne sarà di Padova? Allora correggo un attimo, perché già questa è più alta del 66 di 20 centimetri. Sì, ma allora chiedo, proprio perché i politici... La quota però, non la portata. Chiedo ai politici che sono così tanto vicini agli alluvionati in questi momenti qui, appunto, in regione, visto che Zaia vuole essere, o Ivo Rossi vuole essere tanto vicino agli alluvionati, perché Zaia, Ruffato erano assenti, Conte erano assenti quando si è votato in Consiglio regionale per l'idrovia? Zaia e Conte erano gli assenti. Sì. Zaia e Conte erano gli assenti. Esatto. 3 astenuti. No, dobbiamo fermarci un attimo, dobbiamo andare in pubblicità, quelli... poi quando rientriamo commentiamo questa cosa qua. Sono quelli che sono vicino agli alluvionati. Ho il break pubblicitario, lo devo rispettare. Scusatemi, la linea alla regia, tra poco. Conte non era assente.